Siamo qui presso la Chiesa del Rosario ad Aragona, dove è esposto un frammento della Sacra Sindone. Ne parliamo con il parroco della chiesa, Don Angelo Chillura. La città di Aragona e la parrocchia del Rosario possiedono un dono preziosissimo, che è un frammento della Sacra Sindone, che è custodita a Torino. Ed è certamente, da un punto di vista religioso, uno degli oggetti più significativi e più importanti che un cristiano può raccogliere, perché la sindone è il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù quando è stato deposto nel sepolcro. Noi nei prossimi giorni, da lunedì a mercoledì santo, dalle 10 del mattino a mezzogiorno e dalle 16 alle ore 19, esporremo pubblicamente questa reliquia, che è custodita dentro un pendente, e questo pendente, questo medaglione, è custodito a sua volta dentro una preziosissima artistica urna. Questa esposizione ha una duplice finalità. Da una parte serve per alimentare la nostra realtà di fede, dall'altra parte serve per promuovere e far conoscere il patrimonio preziosissimo che la città di Aragona custodisce. Ecco, brevemente parliamo con uno storico. Com'è che arriva qui ad Aragona questo frammento della Sacra Sindone? Sì, questo frammento arriva direttamente da Torino, in quanto la famiglia Naselli, attraverso il matrimonio di una figlia del principe Baldassare IV, Melchiorra, con il duca di Palma, con Ferdinando Tomasi di Lampedusa, i Naselli ebbero quindi in dono questo frammento della Sindone, che a sua volta viene, dicevo, da Torino, perché fu un dono della famiglia Savoia alla famiglia Tomasi di Lampedusa. Bene, e la particolarità della storia che riguarda direttamente Aragona inizia appunto nella seconda metà del 1600 con Baldassare IV, che custodì personalmente all'interno della cappella del suo palazzo qui in Aragona questo pendente, e fu lui a commissionare alla fine del 600 questa preziosa urna in argento di argentiere palermitano, che custodisce questa pregevole reliquia. E poi nel 1700 un altro principe, Luigi IV, la donò alla chiesa del Purgatorio, e lì rimase fino alla chiusa al culto della stessa chiesa, quindi fino agli anni 50, quando venne affidata poi al parroco della chiesa del Rosario, che divenne il legale rappresentante dei beni custoditi nell'ex chiesa del Purgatorio.